Luca Figarini e mi occupo di energie rinnovabili. Sono qui per parlarvi del Fotodinamico, un nuovo prodotto dalla tecnologia innovativa. Fotodinamico è un pannello che funziona a luce diffusa, concepito per produrre energia anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Fotodinamico non ha bisogno di particolare esposizione alla luce, può essere installato a parete e rende più di un fotovoltaico tradizionale. Investi nel futuro e sull'energia pulita. Fotodinamico? Ora puoi. Ultimo impegno del 2017 per la Fotodinamico Cagliari, che sfida sul parquet amico del Palapirastu la Stella Azzurra a Roma. Si tratta di un periodo non facilissimo per la squadra allenata da coach Caboni, reduce da 4 battute d'arresto in fila. Ne parliamo con Marco Secci, general manager dei Pirati. 4 sconfitte, il gioco però raramente è venuto meno, probabilmente mai. Dispiace quello, perché poi comunque contano i risultati. Siamo ridotti da 4 battute d'arresto, pur giocando comunque secondo me una buonissima pallacanestro, a partire dall'ultima gara con Valmontone, dove per 3 quarti di gara secondo me siamo stati praticamente perfetti. Poi purtroppo abbiamo avuto un blackout fatale, però secondo me la squadra sta comunque andando bene, nonostante i risultati dicono il contrario, quindi speriamo di sbloccarci presto. Samoggia assente a Valmontone per un problema al ginocchio. Quest'oggi non ci sarà Pilo. Come sta la squadra anche dal punto di vista fisico? Siamo un po' sfortunati in questo periodo, non riusciamo a giocare con tutti i nostri effettivi, perché se andiamo a ritroso mancava anche Trionfo contro Salerno, quindi comunque tutti e 10 o comunque tutti e 12 non ci siamo mai stati praticamente dall'inizio dell'anno. Non dobbiamo assolutamente abbatterci. Comunque oggi recuperiamo Fabio Villani, che si è dimostrato comunque un elemento molto importante quando è sceso in campo, e dobbiamo assolutamente cercare di portare a casa il risultato. Dall'altra parte la Stella Azzurra, che mi immagino particolarmente arrembante, squadra che correrà tantissimo, alzerà il ritmo, squadra composta da giovani nati tra il 97 e addirittura il 2003, giovani tutti di altissimo livello selezionati. Sarà una partita tosta. Non li scopriamo noi, hanno sicuramente un roster, a parte hanno un roster lunghissimo, perché comunque lo dimostrano anche i convocati di oggi, il playmaker di riserva, che poi tanto riserva non è, perché comunque gioca quasi 15 minuti di media, è del 2003, quindi comunque grandissimi talenti, hanno diverse individualità. Comunque hanno un veterano come Cáceres, che sotto canestro si fa sempre sentire, però penso che l'attenzione si debba focalizzare su di noi, su quello che dobbiamo cercare di fare al meglio possibile. Un pizzico di esperienza, un pizzico di malizia in più rispetto agli avversari, allora quest'oggi da sfruttare potrebbe essere la chiave per ritrovare il successo in casa, che lo ricordiamo purtroppo manca dal 29 ottobre contro Costa d'Orlando. Per tantissime ragioni non vinciamo in casa da tanto tempo. Purtroppo questo è il nostro andamento fino ad ora. Cerchiamo di sbloccarci, ma dobbiamo rimanere sereni. Io comunque ho visto i ragazzi bene comunque nelle ultime uscite, quindi cerchiamo di conquistare questi 2 punti, anche per sfatare questo tabù interno. Ultima del 2017, possiamo tracciare un po' il bilancio dell'anno solare iniziato a gennaio. C'è stata in mezzo una retrocessione sul campo, però direi oltretutto un'esperienza davvero formativa per la società a questo livello. È successo tantissimo, si spera ovviamente, guardando anche al futuro, di migliorare, ci sono tutti i presupposti.
noi cerchiamo di migliorare ogni giorno, dalle piccole cose fino alle grandi cose. Pensiamo di aver ottenuto grandi risultati soprattutto in questi ultimi 2 anni, e cerchiamo di crescere ancora. Sicuramente facciamo anche tanti errori, ma penso che questo faccia parte del gioco, non ci abbattiamo e cerchiamo di stare sempre tutti uniti, sia fuori che dentro il campo, per cercare di migliorare. Crediamo che il nostro percorso sia comunque un percorso buono. È vero, c'è stata una retrocessione di mezzo, ma ci sono state diverse motivazioni, non ci siamo abbattuti, ci siamo ricompattati e siamo ancora qua a giocarci. Vuole chiudere il 2017 con un sorriso la Fotodinamico Cagliari, che nel match interno contro la Stella Azzurra a Roma spera di fare un gradito regalo natalizio ai propri tifosi, ritrovando quel successo interno che manca dalla fine di ottobre. Gli uomini di Caboni, pur senza mai davvero mancare dal punto di vista delle prestazioni, stanno vivendo un periodo non facile dal punto di vista dei risultati. Sono infatti 4 le sconfitte consecutive per Vanuzzo e soci, inchiodati a quota 10 in classifica dallo scorso 26 novembre, quando cioè arrivò la vittoria per 80-91 su Patti. Da allora solo battute d'arresto contro Barcellona, Tiber, Salerno e Valmontone, tutte avversarie però, va detto, assolutamente non facili. I Pirati hanno vinto una sola partita in casa in questo campionato, ma come spesso si è detto hanno dovuto affrontare le prime della classifica. Quest'oggi non è così, la Stella Azzurra è infatti una diretta concorrente dei cagliaritani nelle zone centrali della classifica. 12 i punti in graduatoria, 2 in più della Fotodinamico per i capitolini, che stanno attraversando dal canto loro un buon momento di forma in generale, sancito anche dall'affermazione esterna nell'ultimo turno su Venafro. La Stella Azzurra, come si sa, del resto è formazione improntata su un progetto assolutamente meritorio, ovvero quello dello sviluppo del settore giovanile. Quest'oggi arriva in Sardegna con un gruppo di talentuosissimi ragazzi nati tra il 97 e il 2003. Pensate, un gruppo guidato da un vecchio pirata, e qui la definizione non è assolutamente casuale, come l'argentino Juan Manuel Cáceres, ma ci sarà assolutamente modo di parlarne nel corso di questa telecronaca. Sul lato nero-stellato la partita arriva al termine di un tour prenatalizio compiuto in giro per l'Europa. Quasi tutto il roster nella prima squadra, guidata in panchina da Germano D'Arcangeli, squadra che è reduce dalla conquista del podio nel torneo Under 18 di Tenerife, dietro, pensate, a Barcellona e Real Madrid, dalla piazza d'onore in quello Under 19 di Praga, dove la squadra romana si è arresa solamente in finale contro la Stella Rossa Belgrado. Proprio da Praga la squadra è tornata brevemente a Roma, e poi un altro aereo, dunque trasferta impegnativa per giungere quest'oggi in Sardegna. Fotodinamico Cagliari che non avrà a propria disposizione Mirko Pilo per un problema alla caviglia. Allora coach Beppe Caboni schiera Daniele Loci, quintetto dunque più alto. Assieme a lui ci sono Mauro Graviano, capitano Manuel Vanuzzo, poi Romeo Trionfo. E conclude lo starting 5, entra ora in campo Giuliano Samoggia. Dall'altra parte vi diamo conto dello starting 5 nero stellato, con il numero 19 pronto a saltare per la palla a 2 Jordan Baye, con il numero 14 Juan Manuel Cáceres, non un vero e proprio ex, ma una storia particolarmente importante legata alla Sardegna, come già promesso ne parleremo. Ancora per la Stella Azzurra il numero 41 Paul Ebois. Poi con il numero 50 c'è in campo Lorenzo Donadio, e ci manca all'appello il numero 9, si tratta di Giovanni Iannelli. Stella Azzurra Roma che può contare anche su un figlio d'arte come Denis Alibegovic, che è partito dalla panchina. Tanto un recupero di palla da parte della Fotodinamico, con Graviano che va in angolo per Trionfo da 3 punti, subito a segno Meo Trionfo, primo canestro della partita. Firma allora è quella dell'ala pugliese della Fotodinamico, che ora viene a contatto con Ebue, che prova a prendere dal canto proprio, ricezione profonda vicino a canestro. Lavora dal palleggio sempre con il numero 9 Iannelli, che è stato il miglior realizzatore con 18 punti personali nella sfida di Venafro. Servito bene qui il taglio di Donadio, a segno per la risposta da parte della Stella Azzurra sul 3-2. 8:50 per chiudere il primo quarto. Trionfo guarda verso Vanuzzo, che vuole lavorare spalle a canestro contro il suo avversario diretto, che va per la stoppata. Si tratta sempre di Jordan Baye.
commesso però il fallo sul ex giocatore della Dinamo Sassari, che avrà a propria disposizione 2 tiri liberi, e il migliore della fotodinamico dal punto di vista statistico in questa stagione Manuel Vanuzzo, 12,2 punti di media, qui aggiunge anche 8,5 rimbalzi, tiri liberi con il 79%. Il primo va dentro Manuel Vanuzzo, che peraltro è il quinto nell'intero girone per impiego medio in campionato, 34,6 minuti a partita per lui. Ha fatto 2 su 2, la fotodinamico è avanti di 3 lunghezze sul 5-2. Tentativo di risposta da parte della Stella Azzurra, ora con Cáceres che fa circolare poi per Iannelli. Ancora l'azione offensiva da parte della Stella Azzurra con Baillet che prova a prendere posizioni vicino a canestro, il tiro da 3 punti con parabola altissima di Iannelli è sbagliato, il rimbalzo che è preda poi di Capitan Vanuzzo, prova a lanciare Loci, mette palla per terra e guarda verso Graviano che provava a sfruttare il mismatch con Iannelli, non arriva il fallo per il play della fotodinamico che guarda poi in cagnesco in direzione di uno dei 2 arbitri. Ricordiamo che la coppia di giacchette grigie è composta questo pomeriggio al Pala Pirastu da Elena Colazzo di Milano e da Claudio Berlangeri di Trezzano sul Naviglio. C'è il fallo e la rimessa in gioco da zona offensiva sempre per i Pirati con Romeo Trionfo che ha eseguito verso Graviano, sale alto per il blocco Vanuzzo, va dentro Graviano, molto bene il passaggio in mezzo angolo per Trionfo che però manda sul secondo ferro la sua conclusione, prova a correre Iannelli che vorrebbe attaccare il centro dell'area, va con un pallone lob verso Baillet e poi Donadio fino in fondo, molto aggressivo con la penetrazione con la mano sinistra, a segno per il -1 Stella Azzurra, 5-4 in piedi. Coach D'Arcangeli vuole maggiore intensità da parte dei suoi ragazzi che sono stati impegnati, come detto, negli ultimi giorni con tante trasferte, tanti impegni importanti a livello ovviamente giovanile. Vanuzzo va dentro, difende bene però in questo caso il suo avversario diretto, si trattava di Baillet, sale altissimo per il rimbalzo Paul Ebois, giocatore che ha una storia particolare, anche di questo parleremo più avanti. Cáceres vuole lavorare in post basso contro Samoggia, i due hanno condiviso una promozione in quel di Porto Torres, errore poi, vola al rimbalzo Baillet, gran movimento sul piede perno, canestro del sorpasso per la Stella Azzurra sul 6-5, il primo vantaggio nella partita per la squadra nerostellata. Intanto Iannelli va per un attimo a disturbare Graviano, non semplice questa ricezione per Vanuzzo che non era ancora pronto per ricevere il pallone tra le mani, va a spiegarsi poi con Trionfo. Riparte la Stella Azzurra, +1 palla in mano, Iannelli dal palleggio, Donadio si allontana, non arriva l'aiuto, realizza con il fallo Iannelli, un po' scarichi dal punto di vista difensivo i padroni di casa. Fino a questo momento Trionfo si accusa del mancato aiuto, probabilmente in questo caso Iannelli che ha trovato la via del canestro completamente libero aggiuntivo per lui, 10 punti in 23,2 minuti, 55% ai liberi, questo va dentro e allora allunga sul +4 la Stella Azzurra. Nel silenzio generale del Pala Pirastu, Samoggia oltre l'arco, Vanuzzo guarda verso Graviano che poi si apre per la ricezione, accoppiato con Iannelli, il blocco di Vanuzzo che poi vorrebbe il passaggio in angolo per Samoggia. Dal palleggio Graviano voleva attaccare il canestro, pallone intercettato con un piede, allora rimessa in zona d'attacco per l'Accademia con Graviano che prova a farsi vedere, riceve in questo momento contro Iannelli, è sempre pronto Vanuzzo per il blocco e poi il gioco a 2, non può attaccare il canestro, Vanuzzo torna fuori per Samoggia da 3 punti sul secondo ferro, vola a rimbalzo Paul Ebois e poi lancia l'azione offensiva della Stella Azzurra, Iannelli si butta dentro senza neanche pensarci ma sbaglia stavolta, il rimbalzo è di Samoggia, corre in contropiede, rapidissimo Trionfo, l'ultimo tocco è stato di Paul Ebois, rimessa dal fondo per i Pirati, inizio di partita così per i cagliaritani, 6 minuti 4 secondi al termine del primo quarto, si è alzato per dare indicazioni in panchina coach Beppe Caboni, sempre +4 per gli ospiti, esce dai blocchi Samoggia, riceve invece Vanuzzo ma aveva capito tutto Donadio che poi vuole affondare la transizione, c'è un buon rientro difensivo da parte dell'Accademia, qui sospetta infrazione di passi per Iannelli che ha comunque perso il pallone, Loci lanciato non riesce a concludere, ha recuperato Baillet, corre tanto la Stella Azzurra,
Ora Graviano lavora sul gioco a 2 con Vanuzzo, si butta dentro, riesce con un mezzo miracolo a scaricare verso Loci, ma ancora una volta Iannelli è attivissimo sulla linea di passaggio. Caceres ha tanto spazio per il tiro, piazzato comodissimo dalla media distanza. Juan Manuel Caceres a segno, vedremo se coach Caboni andrà a chiamare timeout. Intanto è pronto un cambio con Pompianu che andrà a portare un po' di energia nelle fila della Fotodinamico. L'errore per Trionfo, un po' piantato ora l'attacco cagliaritano. Parlavamo in precedenza di Juan Manuel Caceres, l'unico giocatore esperto della Stella Azzurra, classe 84, arrivato in Sardegna, pensate, all'età di 18 anni. Intanto arriva time out chiamato da coach Beppe Caboni perché c'è qualcosa da sistemare. Non è iniziata bene la partita per la Fotodinamico. Dicevamo di Juan Manuel Caceres, arrivato in Sardegna all'età di 18 anni dall'Argentina, 3 stagioni e mezza a Porto Torres, poi l'approdo qui a Cagliari, in questo palazzetto in particolare, Sponda Russo, dove conquistò una memorabile promozione dalla C1 alla B2, promozione che fece riavvicinare al basket il pubblico abbastanza sonnolento cagliaritano. Russo che vinse la finalissima in palazzetto, Pala Rockefeller, stracolmo contro Ferentino, poi avendo battuto peraltro in semifinale l'Esperia Cagliari allenata da coach Beppe Caboni. Fu una serie anche quella molto molto appassionante, con peraltro un ricorso da parte dell'Esperia all'epoca per un tesseramento ritenuto irregolare da parte del giocatore argentino, che ha parlato alla vigilia, che peraltro con la promozione con la Russo l'ha condivisa assieme a Fabio Villani, quale giocatore della Fotodinamico. Dicevamo, ha parlato alla vigilia, Juan Manuel Caceres ha detto: Cagliari, sono stato bene, tanto che non ci torno, non sento, insomma, questa come una partita particolare, la vedo più che altro oggettivamente come per quel che è, cioè una gara molto molto difficile a livello tecnico. Caceres che poi ha giocato a lungo in Italia anche con altre canotte, quelli di Valmontone, Rieti, Bisceglie, Rimini, Anagni, Riva del Garda tra le altre. Intanto la partita che riprende, siamo esattamente a metà del primo quarto di gioco, con lo schema d'attacco chiamato da Pompianu, che è andato a rilevare un Mauro Graviano ancora abbastanza spento in questo inizio di partita. La ricezione in post basso di Loci, che può attaccare Iannelli, ma c'è l'adeguamento della Stella Azzurra che ha pronto subito un raddoppio. In quella posizione evidentemente una situazione questa prevista da parte di coach D'Arcangeli. Qui lo scarico di Trionfo non trova una felice conclusione, allora Donadio può attaccare per la Stella Azzurra. Circolazione sul perimetro, Caceres guarda dentro, Samoggia che è accoppiato con Ebois, poi Donadio che scambia con Iannelli, circolazione perimetrale lunghissima per la Stella Azzurra, si butta dentro Paul Ebois, trova il fallo, era riuscito a guadagnare un vantaggio sul suo diretto marcatore con un primo passo molto molto aggressivo. Samoggia rimane un po' sui blocchi di partenza e va a spendere allora il primo fallo della sua partita. 2 tiri liberi per Paul Ebois, situazione che ci permette allora di parlare un po' della sua storia. Questa è la sua terza presenza in stagione, l'anno scorso è stato selezionato, pensate, per il Jordan Brand Classic, la tradizionale vetrina che nel mese di aprile fa confluire al Barclays Center di Brooklyn il meglio i giovani cestisti americani delle high school e anche i prospetti under 17 provenienti da tutto il mondo. E Ebois ha rappresentato proprio il continente africano davanti agli occhi di Michael Jordan. Vantaggio Stella Azzurra sul 13-5, rottura prolungata per la Fotodinamico, mentre c'è l'uscita e il tiro cadendo all'indietro di Daniele Loci, che riesce poi a sbloccare dall'impasse la sua squadra. 13-7, muove finalmente il tabellino la Fotodinamico, mentre Caceres lavora dal palleggio contro Vanuzzo. Ora Donadio riceve il blocco di Baye, che poi rolla dentro, giovane camerunense, prende la linea di fondo contro Samoggia, abbastanza passivo dal punto di vista difensivo Giuliano Samoggia, in questo caso facilmente battuto da Baye. Canestro del 15-7. Loci riceve in punta, Pompiano si tocca il ginocchio destro, ha ricevuto probabilmente un colpo, poi Trionfo rischia un pizzico sulla pressione di Paul Ebois, fa a ricevere il fallo. 3 minuti e 31 secondi per la conclusione del primo quarto. La Fotodinamico Cagliari continua a soffrire contro la giovane e volenterosa ma anche talentuosa Stella Azzurra Roma. A colloquio coach Caboni con il suo assistente Pierfrancesco Zurru, l'uscita ancora di Loci che attende poi a sua volta l'arrivo di Pompianu.
uscita anche per Trionfo, che poi attacca il centro dell'area, arresto e tiro sul secondo ferro, non sta trovando percentuali felici l'ala nativa di Mesagne nel corso di questo inizio partita. E Bois ferma il pallone, attende l'arrivo di Iannelli, poi il ribaltamento di lato per Donadio, primo passo ancora molto aggressivo su Loci, il tiro mandato per aria è sbagliato, il rimbalzo conquistato da Trionfo, che ha provato in un primo momento ad accelerare un po' il ritmo delle operazioni nell'attacco della Fotodinamico. Il cambio di mano proprio davanti al difensore allora diventa inevitabile, a un certo punto la palla persa che la Fotodinamico riesce comunque a scongiurare per l'ultimo tocco arrivato proprio a opera di Ebois. È pronto un altro cambio, intanto uscirà Vanuzzo ed entrerà in campo, anzi esce Samoggia, protagonista di qualche difesa non perfettamente all'altezza, ma il giocatore sassarese è reduce da un problema al ginocchio, dunque probabilmente non è al meglio nemmeno quest'oggi al Palapirastu. Bel tiro in uscita dai blocchi per Trionfo, però ancora una volta sfortunato. Questo tiro era stato preso però con competenza dal giocatore in canotta numero 10. Cáceres lavora in post basso, sfrutta facilmente il vantaggio di Chili su Passaretti, che lamenta l'uso del braccio a uncino da parte dell'esperto giocatore argentino. Altri 2 punti facilmente costruiti dalla Stella Azzurra, che in questo primo quarto è assolutamente padrona del campo al Palapirastu. Fotodinamico assolutamente abulica fino a questo momento. Ora prova nuovamente a sbloccarsi la squadra cagliaritana con il piazzato dalla media per Vanuzzo. Sono 4 personali per lui fino a questo momento, 2 minuti 5 secondi per andare al primo mini intervallo con Ebois che fa circolare per Iannelli. Poi l'arrivo di Cáceres, c'è il fallo speso da Passaretti in questo caso. Questa è la segnalazione da parte dell'arbitro e in particolare di Elena Colazzo di Milano. Dunque la Stella Azzurra Roma può attaccare con la rimessa dal lato eseguita da Donadio. Arriva Iannelli, lavora sul blocco di Baie, c'è forse anche un passo in più prima della conclusione da parte di Iannelli. Poi la pressione da parte del nuovo entrato in canotta numero 10 Abramo Pene è fallosa, dunque rimessa dal fondo per la Fotodinamico. Riepiloghiamo i quintetti: Vanuzzo, Pompianu, Passaretti, Trionfo e Loci. Per la squadra di casa risponde la Stella Azzurra con Iannelli, Cáceres, Baie, nuovo entrato appunto Penè, e con il 50 c'è Donadio. Trionfo va in direzione di Loci, costretto ad arretrare dalla pressione di Donadio. Il gioco a 2 con Passaretti che poteva anche completarsi. Pompianu la risolve da solo andando a prendere molto bene il centro dell'area. Primi 2 punti della partita per un giocatore in costante crescita così come Andrea Pompianu, 3 di media in 12 minuti, ma un rendimento in generale, anche se non testimoniato appieno dalle cifre, che è sempre più importante anche la prestazione di Iannelli. Fino a questo momento va a concludere in sottomano per il +8 Stella Azzurra, 19-11, ultimi 60 secondi del primo quarto in arrivo. Il lavoro dal post basso di Loci. Loci non trova uno scarico, non riesce nemmeno a concludere l'1 contro 1, ci prova con un mezzo miracolo, stava per realizzare in fade away, attacca la Stella Azzurra. Iannelli dentro, anticipato però questo pallone da Vanuzzo. Trionfo prova a lanciarsi in contropiede, ancora una volta ottimo il rientro difensivo della Stella Azzurra che non lascia spazi. Passaretti tenta il giro dorsale contro Cáceres, lo attacca con grande energia. Cáceres un po' sorpreso, come detto, dal giro sul perno del suo avversario, in ritardo spende il fall. Pronto un altro cambio per la Stella Azzurra, esce un ottimo Iannelli ed entra in campo. Andremo a identificare quanto prima, si tratta del giocatore in canotta numero 6, ovvero di Giovanni Corbinelli. Intanto liberi per Passaretti, primo è sbagliato Mauro Passaretti, che in questa stagione sta realizzando 3,6 punti di media, tiri ai liberi non benissimo, 44% per lui in questa stagione, fa 1 su 2. La Fotodinamico che accorcia sul -7, 19-12 in questo primo quarto abbastanza difficile. Penè dal palleggio accoppiato con Trionfo, si avvicina Ebois per bloccare Passaretti, forza un po' con il petto la posizione del giocatore avversario, si trattava di Baie e dunque il secondo fallo della partita di Mauro Passaretti. Vedremo se coach Caboni andrà a ricorrere a un cambio, non è ovviamente felice
la situazione disciplinare del suo lungo. Riprende il gioco con il lavoro dal palleggio di Corbinelli, palla che circola poi bene per Penè, sbaglia però un tiro da 3 punti ben costruito, controlla la Fotodinamico con Pompiano, 15 secondi per la conclusione del primo quarto, dunque c'è tutto il tempo per prendere un buon tiro. Il lavoro dal palleggio insistito di Pompiano in mezzo alle gambe, il blocco di Passaretti ancora in mezzo alle gambe, Pompiano scarica bene in angolo per trionfo da 3 punti sul tabellone, poi sul ferro, nulla di fatto, termina qui il primo quarto. Stella Azzurra Roma protagonista, i primi 10 minuti davvero ottimi, in vantaggio in maniera meritata sulla Fotodinamico con il punteggio di 19-12. Sono Luca Figarini e mi occupo di energie rinnovabili. Sono qui per parlarvi del Fotodinamico, un nuovo prodotto dalla tecnologia innovativa. Fotodinamico è un pannello che funziona a luce diffusa, concepito per produrre energia anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Fotodinamico non ha bisogno di particolare esposizione alla luce, può essere installato a parete e rende più di un fotovoltaico tradizionale. Investi nel futuro e sull'energia pulita. Fotodinamico, ora Riprende il gioco al Palapirastu, Donadio, Corbinelli, Baie, Caceres e poi con il numero 10 Penè per la Stella Azzurra, la Fotodinamico che risponde con Pompiano, Trionfo, Loci, Vanuzzo e Villani. Nuovo ingresso in campo, vedremo se l'ex capitano dei Pirati riuscirà a dare quella scossa, quella carica che è assolutamente mancata nel corso dei primi 10 minuti. Ripetiamo, Fotodinamico scarica, poco aggressiva anche dal punto di vista difensivo. Primo possesso d'attacco allora per i cagliaritani nel corso di questo secondo quarto. Loci va a mettersi un po' nei guai in mezzo a due maglie nero-blu, arriva la stoppata, la Stella Azzurra che attacca dall'altra parte con il palleggio gestito da Corbinelli. Il blocco di Caceres per favorire l'uscita di Donadio, circolazione sul perimetro per Penè, il blocco di Baie che poi va a rollare dentro per un attimo senza marcatura. Caceres ancora oltre l'arco per Donadio, cerca la penetrazione forzando un po' questa soluzione, arriva una buona difesa finalmente da parte della Fotodinamico che fa scadere il cronometro dei 24 senza che la Stella Azzurra riesca a prendere un tiro con buona percentuale. Altro cambio, l'uscita di Donadio, l'ingresso in campo con il numero 4 allora di Corbinelli. Sistemiamo un po' le cose nella lista che ci è stata fornita, dove manca appunto il numero 6 che a questo punto, andando per esclusione, dovrebbe essere Otis Reale. Dunque Corbinelli in campo, intanto arriva un altro canestro per la Fotodinamico realizzato da Daniele Loci, il secondo canestro della sua partita. 19-14, prova a reagire la Fotodinamico che si porta 5 lunghezze di distanza dagli avversari, situazione di gioco a 2 senza cambio difensivo. Ora Caceres attacca in punta, cede il pallone verso Corbinelli, Caceres mette palla per terra contro Villani provando a lavorare su questo mismatch. La Fotodinamico dorme poi per un attimo su questo pallone vagante, riesce comunque a indurre gli avversari ancora una volta far scadere il cronometro di 24 senza un tiro a buona percentuale. Time out in campo, stavolta lo deve chiamare coach Germano D'Arcangeli perché i Pirati hanno alzato il volume della radio in difesa. Vedremo se riusciranno a riprendere, a rimettere in sesto subito le cose gli uomini di coach Caboni. Abbiamo parlato dei temi che riguardano la Stella Azzurra, società peraltro molto antica, fondata nel 1938, affiliata alla FIP 10 anni più tardi, ha trovato la Serie A per la prima volta nel 1954, l'ha poi ritrovata nel 72, nel 1974, gli anni in cui il Vate Valerio Bianchini, all'epoca giovanissimo, plasmava un gruppo in grado poi di qualificarsi per ben 2 volte alla Coppa Corac, una volta tra l'altro arrivando anche in semifinale dove accusò l'eliminazione solamente per mano della Jugoplastica Belgrado. Altre esperienze poi in Serie A per questa formazione che poi ha deciso di focalizzarsi sullo sviluppo dei prospetti giovanili. Il più importante forse vivaio italiano, quello della Stella Azzurra. Dagli impianti di Via Flaminia sono usciti un'infinità davvero di giocatori di alto livello, uno su tutti Andrea Bargnani, primo europeo della storia
essere scelto con la chiamata numero 1 nel draft NBA, poi tanti giocatori importanti in giro per l'Italia e non solo, Franco Busciati a Brescia, David Okeke a Torino, 2 giocatori tra l'altro attualmente impegnati in NCAA, si tratta di Lazar Nikolic e Mattia Da Campo, sarà modo di parlarne, ci sono altri talentini che sgomitano, si tratta su tutti di Felipe Motta, recentemente MVP dei giochi sudamericani Under 14. Intanto ancora buona energia per la Fotodinamico, che riesce a rimanere in zona d'attacco, in questo caso 8 minuti 2 secondi per andare all'intervallo lungo, rimessa per Trionfo. Si dispone la squadra di casa per favorire l'uscita di Pompianu, che non riceve la rimessa, c'è il passaggio lob per Vanuzzo, prende il tiro cadendo all'indietro, lo sbaglia con Baillet che era andato a saltare per la stoppata, schema a pugno per Pené, il blocco alto da parte di Baillet, poi il gioco a 2, pick and roll laterale, Caceres va dentro, Loci va a spendere il fallo con Caceres che voleva attaccare il canestro in maniera molto aggressiva. Primo fallo della partita di Daniele Loci. Juan Manuel Caceres è pronto in lunetta nel corso di questa stagione, sta andando a segno con 9,9 punti e 6,2 rimbalzi, tiri liberi con il 69%. Il primo è sbagliato, ancora una chance per Caceres, come detto una promozione con Samoggia, un'altra assieme a Villani, e proprio Samoggia è pronto a tornare in campo, andrà a rilevare Meo Trionfo, non premiato dalle percentuali, ha provato comunque a prendersi responsabilità l'ex giocatore di Montegranaro. 7:47 per chiudere il secondo quarto, Pompianu che riceve dopo la rimessa dal fondo, attaccato subito da Reale, Pompianu mantiene il palleggio aperto, il blocco, poi Samoggia che si fa vedere oltre l'arco, spara un pallone nelle mani di Vanuzzo, ma lontano dalla palla era arrivato un fallo commesso da Corbinelli su Villani che cercava di tagliare verso il canestro. Primo fallo della partita per Corbinelli, è pronto il ritorno di Graviano, esce Pompianu che ci ha messo il suo, ci ha messo energia. Tanto dinamismo sono un po' le sue caratteristiche, play non dall'eccelsa stazza fisica ma con tanto atletismo. Andrea Pompianu, prodotto del settore giovanile della Dinamo Sassari, attacca il centro dell'area, intanto Villani che prova ad alzare la parabola, tiene il contatto ma sbaglia. Vanuzzo poi dopo il rimbalzo ci prova, va verso Samoggia, errore con il tiro dalla lunga distanza, non ha ancora trovato le sue solite percentuali Giuliano Samoggia, mani un po' fredde in generale. La Fotodinamico comunque sul -6, 2 possessi pieni di vantaggio per la Stella Azzurra che ora attacca con Pené, l'uscita di Corbinelli, il pick and roll laterale tentato quantomeno in un primo momento con Baillet e poi in ritardo Villani, fallo, è pronto l'ingresso in campo di Denis Alibegovic. Intanto il figlio d'arte della Stella Azzurra Roma esce, Abramo Pené, con coach D'Arcangeli che ora dà indicazioni ai suoi. Corbinelli in lunetta, play class 97, abbiamo detto miglior realizzatore di squadra, 13,6 punti di media, anche lui non tira benissimo i liberi, 52% in questa stagione, giocatore che la Stella Azzurra Roma è andato a prelevare in quel di Castelfiorentino nel mese di ottobre, è stato il miglior under 21 della Serie B, 2 su 2 in questo caso dalla lunetta. Corbinelli riprende il gioco con la Fotodinamico in attacco, altro fischio lontano dalla palla, ostruito qui il lavoro, l'avvicinamento a canestro di Graviano, fallo di Reale, rimessa dal lato per Loci, Graviano ancora spinto alle spalle, stavolta non arriva il fischio, lavora in avvicinamento, Graviano prende facilmente il centro dell'area, situazione tattica questa che coach Caboni voleva fortemente, cioè il post basso di una delle sue guardie, di uno dei suoi esterni che hanno vantaggio fisico rispetto ai colleghi. Intanto qui perso Corbinelli per il tiro da 3 punti, errore, graziata qui la Fotodinamico, il rimbalzo conquistato da Graviano, in mezzo alle gambe poi Vanuzzo che fa circolare per Villani, attacca verso il centro, poi si accontenta dell'arresto e tiro, fa bene Fabio Villani, canestro del -4, 22-18, segnali allora
importanti in questa fase da parte della Fotodinamico, anche dal punto di vista offensivo. Il consegnato ora di Baillet per Corbinelli, si lavora per l'uscita di Reale che poi guarda verso il post basso di Baillet, difende bene però Graviano in questo mismatch. Reale si butta dentro, voleva il fallo che però non arriva, il rimbalzo conquistato da Loci che poi percorre tutto il campo, si arresta, chiede l'aiuto di Vanuzzo. Ora si sistema la Fotodinamico per far partire questo gioco d'attacco improntato ancora sul post basso di Graviano, stavolta contro Alibegovic. Il passaggio fuori per Villari in penetrazione, buono lo scarico per Graviano, extra pass, Loci da 3 punti. Finalmente la Fotodinamico attacca con puntualità e va invece un po' in bambola la Stella Azzurra, che ora scaraventa via un pallone, esce Loci, entra in campo Floridia. Loci autore di una tripla ben presa dopo una circolazione offensiva perfetta. Fotodinamico sul -2, ora 22-20 il punteggio sul tabellone del Palapirastu. È uscito anche Vanuzzo, è tornato Passaretti. 5 minuti come detto e mezzo ancora da giocare prima dell'intervallo lungo e l'inerzia della partita sembra aver svoltato verso i cagliaritani. Passaretti in punta verso Graviano, Samoggia non può ricevere in quella situazione, il gioco a 2 tra Floridia e Passaretti, anche Passaretti non ha buona posizione vicino a canestro. Villani allora si mette in proprio, il tiro cadendo all'indietro è sbagliato, grande energia di Graviano, a rimbalzo rischia il potenziale gioco da 3 punti. Allora finalmente si è accesa la Fotodinamico che ora con i liberi di Graviano potrà provare a impattare. Si è acceso anche il pubblico, si è acceso un po' l'ambiente in generale dopo un inizio direi decisamente sonnolento. Graviano in lunetta, esce Reale, attaccato sistematicamente ed entra in campo con la canotta numero 9 Giovanni Iannelli, protagonista di un buonissimo primo quarto. Graviano in lunetta, segna il primo. Graviano che in questa stagione sta tirando benissimo i liberi, 88%, è uno dei migliori nell'intero girone del campionato di Serie B, 2 su 2 e addirittura il secondo per percentuale i liberi, il prodotto del settore giovanile della scuola basket Cagliari. Torna Paul Ebois per la Stella Azzurra che va a rilevare il compagno di squadra in canotta numero 4 Corbinelli. Riprende il gioco con l'attacco della Stella Azzurra e Bois si aggrappa verso Floridia per provare a prendere posizione. Il fallo però secondo il signor Colazzo di Milano è stato commesso da Floridia, primo della sua partita, rimessa dal fondo per i capitolini con Alibegovic che è pronto a rimettere in gioco Passaretti col fallo, il terzo della sua partita. Passaretti ha messo il corpo davanti a Ebois per impedirgli un taglio immediato verso il canestro. Allora c'è un'emergenza per coach Caboni che deve in tutta fretta richiamare dalla panchina Meo Trionfo. Passaretti che esce abbastanza contrariato per il fallo appena commesso, situazione un po' al limite, riceve il 5 di coach Caboni. Aveva semplicemente frapposto il corpo verso il corridoio di penetrazione di Ebois, finisce per terra intanto Iannelli e c'è il fallo anche di Graviano. Il pubblico si lamenta per il metro arbitrale ritenuto non giusto nei confronti dei propri beniamini. La Stella Azzurra che allora può tirare a questo punto perché è stato speso il bonus, dunque ci sono liberi, mentre arriva un richiamo verso la panchina con il signor Berlangeri che va a dire a coach Caboni che non saranno più tollerate proteste da parte dei suoi giocatori. Intanto è tutto pronto per l'ingresso in campo di un altro prospetto molto interessante della Stella Azzurra. Esce Juan Manuel Cáceres ed entra con la canotta numero 20 Kurt Cassar, centro maltese di grande fisicità, 2,08 m per lui, classe 99, figlio d'arte, ma ci sarà modo di parlarne. Inusuale airball con il tiro libero per Iannelli, 55% ai liberi per lui in stagione, 4,53, situazione di parità al Palapirasto a quota 22. Iannelli sbaglia anche il secondo con Samoggia e Graviano che rischiano poi di disturbarsi a rimbalzo. Già dall'altra parte Graviano, stavolta con la faccia cattiva, attaccato Iannelli dal palleggio, si è arrabbiato Mauro Graviano, è andato subito ad attaccare con tanta aggressività. In ritardo Iannelli sul suo cambio di mano.
rimessa dal lato, quarto fallo di squadra per la Stella Azzurra in questo secondo quarto. Il taglio di Graviano, ancora in post basso l'isolamento contro Iannelli, toccato il pallone in maniera regolare, in questo caso altra rimessa dal fondo, 17 secondi per il tiro dei padroni di casa, l'uscita di Floridia che spara subito sul tabellone, però il giocatore ex Generugi Iannelli dall'altra parte prende il centro dell'area, appoggia il tabellone, non arriva il canestro, nemmeno il fischio arbitrale. La Fotodinamico può affondare la transizione con Villani, pallone in angolo per Graviano, ancora un buon rientro difensivo da parte dei nerostellati, circolazione sul perimetro e poi dentro da Trionfo, tentativo di anticipo irregolare da parte di Iannelli che cercava in qualche modo di contrastare la maggior fisicità da parte di Trionfo. 4:24 per andare al riposo lungo, parità al Palapirastu, time out Stella Azzurra, ancora coach D'Arcangeli cerca in qualche modo di sbloccare i suoi ragazzi a segno solamente con 3 punti nel corso di questa prima metà del secondo quarto. Abbiamo parlato di quelli che sono i trascorsi di questa gloriosa società capitolina che per lunghi anni è stata la prima squadra di Roma, lasciando poi il testimone a partire dagli anni 80 sostanzialmente alla Virtus, poi glorioso Banco di Roma. Ci sono dei precedenti anche interessanti non tra queste due compagini societarie, infatti ricordiamo l'Accademia Basket esiste solamente dal 2012, però ci sono numerosi precedenti tra Stella Azzurra e Russo Cagliari. L'ultimo di questi risale alla B Dilettanti 2010-2011, vittoria della Stella Azzurra a Roma per 103-91 e poi bis qui in via Rockefeller per 68-62. La prima volta invece che la squadra sarda ha incrociato la Stella Azzurra è stato addirittura nel campionato di Serie B 66-67. Capitolini e l'Olimpia Cagliari in quel caso erano inseriti nel girone B della Serie B, vinto da Napoli. La Stella Azzurra giunse seconda e l'Olimpia appunto terza con 8 punti di distacco, e anche in quel caso doppia vittoria dei nerostellati nello scontro diretto, 58-49 a Roma, 44-55 invece qui a Cagliari. L'anno successivo la Stella Azzurra vinse lo stesso girone davanti al Brill Cagliari e guadagnò il ritorno in Serie A. In quel campionato c'era anche l'Esperia, peraltro, che però giunse ultima con sole 6 vittorie in tutto il campionato, 12 punti. Intanto errore dalla lunetta per Trionfo, che è un ottimo tiratore di liberi, il secondo invece va dentro, allora arriva nuovamente il vantaggio della Fotodinamico, 23-22, il punteggio 4:20 per andare al riposo lungo. Iannelli serve Ebois, poi c'è un altro fischio lontano dalla palla, il colpevole Trionfo in questo caso. Attenzione alla situazione falli di Trionfo. Diamo un'occhiata verso il tavolo degli ufficiali di campo. Trionfo con 2 falli nella sua partita, le proteste di Villani, metro arbitrale un po' particolare in questo secondo quarto, abbastanza attento ai contatti, forse anche in maniera eccessivamente severa in qualche caso. È pronto in lunetta, ha già realizzato il primo libero Kurt Cassar, 7,2 punti, 7 rimbalzi di media, tiri liberi col 58%, il giocatore maltese che peraltro è figlio d'arte, suo padre Silvio è stato nazionale maltese, ha dovuto affrontare recentemente la scomparsa della madre, un momento non semplice da gestire a livello psicologico per lui, che è andato poi a spendere il fallo su Villani. Parità a 3. È già il terzo fallo per tanto Ebois, è andato a spendere il fallo pochi istanti fa, non si trattava allora di Cassar. Liberi per Graviano, che segna il primo, nuovo vantaggio Fotodinamico sul 24-23. Ancora Graviano, segnato anche il secondo, 25-23, 4:10 ancora da giocare in questo secondo periodo, con l'inerzia ora maggiormente nelle mani della Fotodinamico. Trionfo difende in post contro Cassar, poi Baillet prova a guardare verso il taglio di Donadio, va invece in punta. Ora la Stella Azzurra rischia di incartarsi un po', fischio lontano dalla palla, c'è lo sfondamento di Cassar che provava a prendere posizione contro Graviano. Bravo Graviano anche in questo caso, è stato un po' lui a suonare la carica assieme a Villani, dunque a vecchia guardia dell'Accademia, a trascinare un po' in questa
rimonta nel corso del secondo quarto di gioco che è ripreso sempre con il possesso dei padroni di casa Graviano dal palleggio, l'uscita di Villani che ha accoppiato con Alibegovic, c'è anche Trionfo, guarda, poi attacca Baie, un airball, Floridia per un soffio non riesce ad avventarsi sul rimbalzo. Iannelli va nel mezzo angolo, posizione di ala per Alibegovic, poi Baie che attacca con il fisico, Samoggia ci mette una mano, però Samoggia in maniera irregolare sporcando il pallone di Baie. Trionfo cerca di attaccare Cassar, lo fa bene, alza la parabola e segna con la mano sinistra, canestro del +4 Fotodinamico sul 27-23. Ora qualche protesta da parte di Trionfo, Iannelli si lamenta per un contatto ritenuto malizioso da parte di Trionfo dopo il canestro realizzato. Ancora le proteste da parte del giocatore in maglia numero 9 nero stellata. 3:13 per andare al riposo, torna Cáceres che va a rilevare Cassar, si alza anche il livello fisico della partita. A questo punto vedremo come gestirà la stella azzurra. Intanto dal palleggio il lavoro di Donadio, servito Iannelli che guarda verso Baie, marcato in anticipo da Samoggia, va dentro Alibegovic, sbaglia ma lui stesso con grande caparbietà recupera il rimbalzo addirittura 2 volte. Baie è fuori per Iannelli che ha spazio per tirare ma va dentro, posizione competente di Meo Trionfo, fuori dallo smile, fallo di sfondamento, applaude il pubblico del Palapirastu, anch'esso finalmente entrato in partita. 2:46 per la pausa lunga, sempre 4 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa che attacca, mentre c'è l'ingresso in campo in maglia numero 5 di Dalf Adem Panopio, giocatore che pensate è già nel giro della nazionale maggiore filippina. 9 presenze, questa è la 10ª in stagione per lui. C'era il taglio intanto di Floridia che aveva strada libera verso il canestro, Samoggia prova ad attaccare, spalle a canestro, arriva subito il raddoppio, allora Trionfo è solo là sotto ma il passaggio di Samoggia non arriva nel migliore dei modi. Attacca la stella azzurra proprio con Panopio, completamente perso qui Donadio che manda per aria una sorta di piccione viaggiatore che stancamente muore sul secondo ferro. Poi Graviano dentro, apre fuori di tocco Floridia, tripla frontale per Samoggia, anche questa sul secondo ferro. Rimbalzo conquistato dalla stella azzurra che già dall'altra parte proprio con Panopio. Uno sguardo alla ricezione in post basso di Cáceres che ha il suo bel da fare contro Trionfo. Il giro dopo la finta di Cáceres, l'errore, lotta a rimbalzo Baie che ancora la meglio su Samoggia, il passaggio dentro per il taglio, anche questo molto competente da parte di Donadio. Giocano a pallacanestro e si trovano molto bene i ragazzi della stella azzurra. Trionfo è andato a spendere il fallo, 2 liberi per Donadio, guardia del 2001, pensate, segna il primo, 67% i liberi per lui, 5 punti di media in circa 20 minuti di impiego medio nel corso di questa stagione, cifre a cui aggiunge anche quasi 3 rimbalzi, errore con il secondo. Buon lavoro con il tagliafuori di Trionfo che ha portato giù il rimbalzo, attacca la Fotodinamico con Graviano, riceve nuovamente il passaggio da Villani, il blocco alto per il pick and roll di Samoggia, cadendo all'indietro Graviano nonostante i contatti segna 29-24. Il punteggio è pronto, il ritorno in campo intanto di Loci per la Fotodinamico. Ora Alibegovic guarda dentro per Baie, c'è la difesa forte di Samoggia in punta, poi Donadio, il gioco a 2 ancora con Baie, va in angolo da Panopio, tiro da 3 punti segnato con fallo potenziale, allora gioco da 4 punti per il giocatore filippino che, lo avevamo detto, ha dei numeri molto molto interessanti, già guadagnato le attenzioni dei selezionatori di una nazione affamata eufemisticamente di basket, così come sono le Filippine, che però raramente sono riuscite a esprimere dei giocatori di alto livello. Vedremo se ci riuscirà Dalf Adem Panopio, anche lui non glaciale diciamo così dalla lunetta, di solito tira col 45%. Ci sono stati dei cambi per la Fotodinamico, tornato Pompianu ed è tornato anche Loci come già preannunciato, realizza dalla lunetta -1 stella azzurra
28-29 il punteggio, siamo ufficialmente entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Pompiano qui rischia col cambio di mano proprio davanti a Panopio, che poi va a mettergli una pressione davvero indiavolata. Pompiano non molla di un millimetro e poi subisce il fallo di Panopio, che si accusa poi del fallo, ma quanta energia per questo ragazzo, classe 2000. Pompiano invece un anno più grande, classe 99, in lunetta, un giocatore sardo a tutti gli effetti, anche se nato a Civitavecchia. Esordi per lui settore giovanile basket Marrubiu, poi l'Azzurra Oristano, quindi il salto oltre Tirreno alla Virtus Siena. Sbaglia dalla lunetta intanto Pompiano, 0/2, non sfruttata questa ghiotta chance. Allora Panopio, sempre copiato con il giocatore ex Dinamo Sassari, Piano che ovviamente a più riprese ha conosciuto delle convocazioni in Serie A1 con la squadra allenata prima da Marco Calvani e poi da Federico Pasquini. Errore col tiro dalla lunga distanza e rimbalzo portato giù da Samoggia. Pompiano attacca guardando anche il cronometro, ovviamente non potrà andare fino in fondo. Alla fotodinamico c'è una discrepanza abbondante di 10 secondi circa tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Pompiano anche con un pizzico di malizia fa carambolare il pallone sul petto di Baillet per ottenere una rimessa dal fondo, una situazione che si stava facendo complicata. L'uscita di Trionfo, la difesa di Baillet, c'è libero Floridia che appoggia il tabellone ma sbaglia. 10 secondi per l'attacco della Stella Azzurra. Allora con gli anelli che guarda verso il canestro, anzi si tratta di Donadio preso in consegna da Trionfo. C'è Floridia accoppiato con Baillet, si accontenta del tiro dalla media distanza Baillet in questo caso. Allora termina il primo tempo al Palapirastu, partita equilibrata, totalmente appannaggio della Stella Azzurra il primo tempo. Nel secondo però è arrivata la risposta da parte della fotodinamico. Uno sguardo alla situazione statistica fino a questo momento, situazione statistica che però non è ancora aggiornata sul sito della Lega Pallacanestro, anzi è aggiornata ancora al primo quarto. Allora più avanti vi andremo a fornire le statistiche dei primi 20 minuti di gioco. Ripreso il gioco al Palapirastu con la Stella Azzurra che schiera Panopio con il numero 5, con il 7 c'è Alibegovic, con il 50 Donadio, con il 19 Baillet, con il 14 Caceres. La fotodinamico che risponde con Pompiano, Trionfo, Vanuzzo, Samoggia e Locci. Si lavora ancora per Baillet, raddoppiato in post basso, tiro da 3 punti allo scadere di 24 a segno da parte di Panopio, Darf Adem Panopio per il sorpasso Stella Azzurra. Allora 31-29 il punteggio ora in favore dei capitolini. Palla subito vicino a canestro, Locci vuole lavorare in avvicinamento, anche lui è raddoppiato. Buono lo scarico per Vanuzzo che però abbassa il pallone, allora deve iniziare da fuori Samoggia, altra tripla frontale, stavolta nemmeno, stavolta va a segno Giuliano Samoggia. Allora Stella Azzurra è già dall'altra parte, Locci a difendere su Donadio, poi oltre l'arco lavora sul blocco di Baillet, il numero 7 Alibegovic. Donadio mette palla per terra, cerca di prendere il centro dell'area, Vanuzzo abbassa le mani, fallo speso da parte del capitano a 8:52 dal termine del terzo quarto e il secondo, anzi il primo della partita del capitano della fotodinamica, rimessa dal lato in zona d'attacco per la Stella Azzurra Roma con Denis Alibegovic verso Caceres, consegnato per Panopio, attaccato da Pompiano. Lo show difensivo di Vanuzzo con il pallone che è troppo lungo in direzione di Baillet, rimessa dal fondo allora per i cagliaritani che cercheranno
di controsorpassare. Hanno chiuso davanti il primo tempo sul 29-28, ma la tripla di Panopio allo scadere di 24 ha riportato avanti la Stella Azzurra. Trionfo, ribalta bene per Vanuzzo, non c'è lo spazio però per tirare perché Bayer recupera bene la posizione. Cambio difensivo accettato intanto dal 19 nero stellato contro Pompianu da 3 punti sul secondo ferro Andrea Pompianu. Poi Locci era riuscito a salvare con la solita generosità questo pallone ed è riuscito anche a ottenere la rimessa dal fondo. Non è più una sorpresa Daniele Locci, che sta giocando davvero un gran campionato quest'anno in Serie B, al suo primo anno in B. Rimessa dal fondo per Pompianu, il blocco per l'uscita proprio di Locci, arresto e tiro dall'angolo, sbaglia però anche lui, vola, rimbalzo, Trionfo riesce solamente a toccare, rimbalzo conquistato da Bayer, poi Panopio dal palleggio avvia l'azione della Stella Azzurra, si affida ora da Alibegovic, poi Donadio in punta, esce ancora Panopio, esce pure Alibegovic in angolo da Bayer contro Vanuzzo, rischia un po' di incartarsi ora la Stella Azzurra, 4 secondi per il tiro, va dentro Donadio, sbaglia, ha perso poi a rimbalzo colpevolmente. Allora canestro del +4 Stella Azzurra. Davamo un'occhiata anche in panchina dove coach Caboni è abbastanza arrabbiato con i suoi ragazzi per questo canestro facile concesso da sotto. Locci in punta sfrutta il blocco di Vanuzzo, mano sinistra dentro dal capitano, subito attaccato fuori da Trionfo, vorrebbe andare ancora dentro da Vanuzzo che poi gli apre il varco per la penetrazione mancina in ritardo. Alibegovic, fallo guadagnato anche d'esperienza da parte di Trionfo, e il primo di squadra per la Stella Azzurra nel corso di questo secondo tempo di gioco, terzo, quarto in particolare, con Trionfo in lunetta, esterno classe 85, che sbaglia il primo libero, come già detto più volte, mani fredde per lui nel corso di questa partita. 11,5 di media per Trionfo, che realizza il secondo permettendo alla Fotodinamico di accorciare sul meno 3, 33-30. Alibegovic con il palleggio aperto, su di lui c'è Trionfo che poi si avvicina aumentando il livello dell'aggressività, cattivo anche sulla linea di passaggio Daniele Locci, poi lo show ancora di Vanuzzo che recupera la posizione su Bayer, tiro da 3 punti a segno per Denis Alibegovic, 36-30 più 6 Stella Azzurra. È arrivata evidentemente un'uscita in ritardo sul tiro da 3 punti, precedenza del figlio d'arte, il figlio di Teo Alibegovic. Pompianu dal palleggio, la Fotodinamico non ha costruito granché, Pompianu si deve inventare qualcosa, 6 secondi per il tiro dei bianco-blu, lo scarico buono in angolo per Trionfo, sbaglia però ancora una volta Trionfo. Vanuzzo con ottima posizione a rimbalzo, fa valere anche l'esperienza, permette un extra possesso offensivo ai Pirati. Locci, gran canestro ancora prendendo il centro dell'area. Alla vigilia era una delle chiavi di questa partita, il gioco in avvicinamento a canestro di Locci, partito in quintetto in posizione di guardia, allora può sfruttare i centimetri per la posizione, peraltro contro una squadra abbastanza poco fisicata così come la Stella Azzurra che però continua a giocare con gran fiducia. Qui si prende un buon piazzato dalla media, sbagliato però da Bayer, rimbalzo per Samoggia, corre Pompianu dall'altra parte, battuto facilmente Panopio, penetrazione con la mano sinistra, manca l'ultima cosa, la più importante però a Pompianu, ovvero l'appoggio vincente a canestro. 5,47 da 3, intanto ancora Panopio, 39-32 più 7 Stella Azzurra. Vedremo se arriverà il time out per la squadra di casa per provare un po' a correggere il tiro con la situazione che ora rischia di farsi complicata. Locci attacca il centro dell'area, lo scarico è buono per Vanuzzo, subisce il fallo di Bayer. 2 liberi in questo caso nati da una buona iniziativa di Locci che ha attaccato forte il centro dell'area, visto anche lo spazio per lo scarico. 2 liberi per Capitan Vanuzzo, giocatore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, classe 75, pensate ben 358 presenze complessive in Serie A. Sbagliato intanto il primo libero, Vanuzzo che ha fatto anche parte della nazionale italiana, qui ha conquistato la medaglia di bronzo ai giochi del Mediterraneo nel 2001, 5 punti fino a questo momento della gara per lui. Torna Graviano, esce Pompianu,
5:23 per andare all'ultimo mini intervallo di questa partita, che continua ad andare avanti a strappi, con la Stella Azzurra che ora ha nuovamente l'inerzia in mano dopo averla persa nel corso del secondo quarto. Cáceres, la spinta evidente a mio giudizio di Panopio, una seconda con il braccio esterno su Graviano, si lamenta a mio giudizio in maniera giusta il play della Fotodinamico. Baie va su altissimo e appoggia il layup del 41-33. In precedenza allora tollerate due spinte di Panopio su Graviano. Vedremo se il metro arbitrale resterà quantomeno uniforme per il resto della partita. Samoggia attacca Cáceres, la spinta dell'argentino stavolta è irregolare sul giocatore nativo di Roma, classe 83, rimessa dal fondo per la Fotodinamico, con Graviano che è pronto nella zona delle operazioni. 4:46 per la penultima sirena di questa partita. Vanuzzo vuole Loci in punta, il taglio di Graviano che poi riesce, Vanuzzo da 3, corto rimbalzo che poi è preda di Donadio. Panopio un fattore nel corso di questo terzo quarto di gioco. Cáceres attacca dal palleggio, Samoggia, non tollerato in questo caso l'uso delle braccia da parte di Samoggia, che si era leggermente sbilanciato sul primo passo da parte di Juan Manuel Cáceres, rimessa dal lato per la Stella Azzurra. Cáceres con il consegnato tiro da 3 punti immediato di Alibegovic, punita qui una difesa ancora una volta pigra da parte della Fotodinamico. Arrabbiato giustamente coach Caboni, fa alzare dalla panchina un giocatore che siamo davvero felici di rivedere in campo, Luigi Cabriolu, anche lui classe 99, fermato a lungo da un infortunio. Qui anche Trionfo comprende evidentemente il metro arbitrale, pure lui va a usare il braccio esterno, il fallo lo subisce dal suo avversario diretto. Pronto allora l'ingresso in campo di Cabriolu, esce Samoggia. 4:12 al termine del terzo quarto, massimo vantaggio Stella Azzurra sul +11, 44-33. Qui esce Graviano, vuole lavorare oltre l'arco, Loci guarda verso Vanuzzo, la marcatura d'anticipo di Alibegovic, Loci prova a prendere la linea di fondo, gran scarico per Graviano che però si divora, praticamente un rigore a porta vuota. Allora attacca ancora in fiducia la Stella Azzurra, Denis Alibegovic dentro per Baie, poi fuori per Panopio, palla che circola bene, poi verso Cáceres, Donadio vede il centro dell'area, fallo di sfondamento con il pubblico che per un attimo aveva tremato per un potenziale gioco da 3 punti in favore di Donadio. Va così a commettere il primo fallo della sua partita coach D'Arcangeli, va a far valere le sue ragioni all'indirizzo del signor Berlangeri di Trezzano sul Naviglio. 3:35 ancora da giocare nel terzo quarto. Vanuzzo per Cabriolu, l'uscita di Graviano, attacca subito con il primo passo aggressivo Alibegovic, fallo speso dal figlio di Teo, fratello minore di Mirza Alibegovic, e il terzo della sua partita. Vedremo se resterà in campo. Ora coach D'Arcangeli va a dargli delle indicazioni, situazioni magari in cui ha accoppiato 1 contro 1 con Graviano che intanto ha realizzato il primo tiro, -10 Fotodinamico sul 44-34. Terzo quarto stregato per i Pirati, al segno con 6 punti solamente fino a questo momento. Panopio per Alibegovic oltre l'arco, la pressione di Cabriolu, l'uscita di Donadio, attaccato forte da Loci. Panopio vuole la linea di fondo, buono lo scarico per Baie, non riesce a completare la ricezione. Baie fa segno al suo compagno di squadra che avrebbe voluto ricevere questo pallone verso l'alto, non verso il basso dove c'erano pronte tante maglie bianco-blu ad avventarsi sul pallone. 44-35 sempre in favore di chi difende, mentre attacca Cabriolu in punta, bene dentro per Graviano, il pallone che era arrivato dalle mani di Vanuzzo, lavora in avvicinamento Graviano, tiro cadendo all'indietro, forse anche con un contatto di troppo, è sbagliato. Cabriolu recupera e segna, e allora si iscrive sul tabellino dei marcatori Luigi Cabriolu, importante per la promozione in Serie B 2 stagioni fa di questa squadra, anche nella fase nazionale. Lo scorso anno frenato in più circostanze dai problemi fisici, quest'anno non aveva praticamente mai visto il campo.
trovato il canestro e siamo assolutamente felici di questo. Cabriolu che poi è andato anche a spendere il fallo in zona difensiva. 2:32 per andare all'ultimo mini intervallo. Baie contro Vanuzzo, le finte, poi il giro sul perno, difesa stavolta esperta di Vanuzzo, trionfo, prova a lanciare Cabriolu, una linea di passaggio un po' scontata, forse in questo caso ci arrivano le rapidissime mani dei giocatori della Stella Azzurra, qui stoppata con recupero per Meo Trionfo, la fotodinamico che prova a riaccendersi, il taglio dentro di Cabriolu che però sbaglia e poi va a rovinare verso addirittura una cassa posta a fondo campo in una situazione un po' pericolosa. È arrivato un fischio arbitrale per segnalare probabilmente un fallo tecnico, situazione che ci è sfuggita un tiro. Allora è arrivato un fallo tecnico, Alibegovic è in lunetta, vantaggio Stella Azzurra Roma sul 44-37, sbaglia Alibegovic. Il primo e unico libero a sua disposizione, possesso aggiuntivo però per i capitolini che andranno a rimettere proprio con lo stesso Denis Alibegovic. Cáceres dà indicazioni ai suoi compagni di squadra. Poi Donadio avvia l'azione offensiva, cede per Cáceres, Baie osserva il taglio di Alibegovic, l'uscita con il consegnato per Donadio, dentro Cáceres usa il fisico contro trionfo, gran canestro per Juan Manuel Cáceres, più 9 Stella Azzurra, 46-37 il punteggio. Graviano in mezzo alle gambe per Locci, il taglio dentro di Graviano, lavora da una situazione ancora di post basso, è pronto il raddoppio addirittura con 3 giocatori della Stella Azzurra che si avventano a un certo punto su di lui. Arrivato il fallo del numero 5, fallo in particolare speso da Panopio, 2 liberi allora per la fotodinamico, sempre con Graviano. 1:35 ancora da giocare nel corso di questo periodo ancora difficile per i cagliaritani. Un'occhiata alle statistiche con Graviano che è fino a questo momento il miglior realizzatore della fotodinamico, 10 punti a segno, ora diventano 11, dall'altra parte sono 10 anche per Panopio con 3 su 3 dall'arco, 2 su 2 intanto per Graviano dalla linea del tiro libero, 12 personali, 46-39 meno 7 fotodinamico, mentre attacca la Stella Azzurra. Donadio per Alibegovic, la posizione difensiva di Cabriolu, arresto il tiro dalla media, sbagliato qui da Panopio, rimbalzo conquistato da un Cabriolu molto aggressivo. Ancora il palleggio aperto per il giocatore in canotta numero 5 che aveva già affrontato la Stella Azzurra 2 anni or sono con la canotta dell'Olimpia Cagliari. Qui attacca ancora una volta il centro dell'area, Daniele Locci subisce il fallo, ritrovata quantomeno l'aggressività da parte dei pirati in questa fase finale. Nel terzo quarto c'è un cambio con Giovanni Corbinelli che tornerà per la Stella Azzurra, l'uscita di Panopio che è stato in campo con minuti importanti sfruttati a dovere nel corso di questo terzo quarto. Locci in lunetta per la fotodinamico, il primo è sbagliato per Daniele Locci con difficoltà dalla lunetta nel corso di questa stagione, 64%, non tantissimo per un giocatore fondamentalmente esterno come lui. 1 su 2, 46-40, meno 6 fotodinamico, 1 minuto 3 secondi per la conclusione del terzo periodo. Baie si palleggia su un piede, recupera poi il pallone, mantiene il palleggio aperto, attacca Vanuzzo in 1 contro 1, Vanuzzo che tiene bene la posizione e lo costringe a riaprire per Donadio. C'è Alibegovic a lavorare nel gioco a 2 con Cáceres, Baie in punta, primo passo aggressivo su Vanuzzo allo scadere di 24, Donadio sbaglia, buona difesa da parte della fotodinamica, ora è incoraggiata parte della propria panchina, applaude anche il pubblico. 42 secondi. Qui passaggio di Graviano in bocca praticamente a Alibegovic, chiamato lo schema ora 1 da parte di Corbinelli con Alibegovic che serve Corbinelli, il blocco alto di Baie da 3 punti. Corbinelli con, dopo l'errore, l'ottimo tagliafuori da parte di Vanuzzo. 15 secondi, c'è lo spazio per
concludere con pizzico di fiducia allora questo terzo quarto per la Fotodinamico. Graviano attacca dal palleggio contro Caceres da 3 punti, Vanuzzo corto, poi riesce solamente a toccare Locci, il pallone lungo, Baie va a schiacciare, il tempo però era esaurito. Allora dopo 30 minuti di gioco la Stella Azzurra Roma è avanti sulla Fotodinamico Cagliari con merito ancora una volta. Il punteggio parla di un 46-40 in favore dei capitolini. Ultimi 10 minuti di gioco al Palapirastu di Cagliari nella 15ª giornata del campionato di Serie B. Girone D, la Fotodinamico è ancora impegnata a inseguire 6 lunghezze di svantaggio alla Stella Azzurra Roma. Qui ribaltato il lato per Villani, in punta Cabriolu, cede ancora in direzione del numero 11, va dentro in penetrazione, scarico all'ultimo per Vanuzzo, tiro da 3 punti, assegno per Manuel Vanuzzo. Inizia bene l'ultimo quarto la squadra di casa che ora accorcia sul meno 3, 46-43 il punteggio. La risposta della Stella Azzurra che è affidata a Baie, poi Caceres attende l'uscita dei blocchi per l'end-off con Corbinelli, palla in post basso per Baie, vuole attaccare Vanuzzo, c'è la difesa buona però da parte del capitano della Fotodinamico, in punta Donadio, poi si apre Corbinelli, spara da 3 allo scadere di 24, pallone lungo controllato poi da Trionfo, affidata la sfera nelle mani ancora di Villani, ancora una scossa per la Fotodinamico arrivata dal ex capitano. Qui Graviano non riesce a controllare un buono scarico arrivato proprio dalle mani di Villani. Corbinelli col palleggio aperto, Trionfo marca d'anticipo Caceres in una situazione anche tattica abbastanza interessante. Corbinelli nel gioco a 2 con Baie, sporcato il pallone, Cabriolu in contropiede, non ci sarebbe il tanto per andare fino in fondo, si crea comunque lo spazio. Cabriolu che però sbaglia l'appoggio a canestro, attacca in sovrannumero, attenzione qui la Stella Azzurra, Corbinelli dentro, bene sfruttato con ottima lettura questo sovrannumero. Donadio appoggio facile a canestro per il più 5, 48-43. Ora il Palapirastu prova a stringersi attorno alla propria squadra, arriva anche Trionfo dopo un istante di pausa per allacciarsi una scarpa in zona d'attacco. Trionfo col palleggio aperto, Graviano vorrebbe palla in post basso, Trionfo va a segno con il piazzato dalla media distanza, 48-45, mentre tornerà Paul Ebois a brevissimo per la Stella Azzurra. Servito ancora il post basso di Caceres, stavolta la marcatura d'anticipo di Trionfo non è efficace, efficace invece il lavoro con il tagliafuori da parte dell'ex Montegranaro, che consegna poi la sfera nelle mani di Graviano. Vanuzzo con spazio oltre l'arco, stavolta sfortunato, vola, rimbalzo Cabriolu che subisce il fallo. Molto bravo Luigi Cabriolu, ancora una volta aveva bisogno di questo la Fotodinamico in questa partita, un giocatore che entrasse con un piglio tosto. Esce Caceres intanto per far posto a Ebois e tornerà anche Iannelli, esce Donadio, e questo doppio cambio allora stabilito da coach Germano D'Arcangeli sulla panchina della Stella Azzurra Roma. Rimessa dal fondo per Graviano, l'uscita di Villani che riceve ora il pallone, attaccato da Corbinelli, torna fuori per Trionfo, buona la partenza contro Ebois, poi scivola in maniera pericolosissima sulla linea del tiro libero, praticamente sul adesivo pubblicitario in lunetta. Poi Vanuzzo che alla vecchia maniera, appoggiando al tabellone, riesce a trovare il canestro, scivola Trionfo che deve riallacciarsi la scarpa, ha rischiato davvero tanto in precedenza andando giù in maniera un po' pericolosa. Meno 1 Fotodinamico intanto su 48-47. Coach D'Arcangeli va a catechizzare Iannelli per qualche scelta sbagliata nell'ultimo possesso difensivo della Stella Azzurra. Tutto pronto per la ripresa del gioco, asciugato il parquet. I due coach a colloquio intanto. Mentre dopo questa pausa può riprendere il gioco finalmente, dopo tutto questo colloquio con i due coach. Ricordiamo anche le altre partite
che compongono questo turno di campionato. Battipaglia contro Luis, Cassino contro Tiber, Palestrina contro Salerno, Scauri contro Isernia, Venafro, Valmontone, Barcellona Patti e Costa d'Orlando, Catanzaro. Intanto sale altissimo e Buea a rimbalzo, ma c'è anche ancora una volta Cabriolu. Poi il consegnato per Graviano. Arrivano mani ovunque da parte dei giocatori della Stella Azzurra. Graviano dal palleggio, gioco a due ottimo, completato da Capitan Vanuzzo. La Fotodinamico torna avanti sul 49-48. Allora è arrivata la controrisposta nella Fotodinamico fino a questo momento. Primo quarto per la Stella Azzurra, il secondo appannaggio dei cagliaritani, il terzo nuovamente di marca romana. Ora la Fotodinamico sta lavorando nuovamente bene sulle due metà campo, non a caso ha ritrovato il vantaggio sul 49-48 contro una Stella Azzurra che comunque sta interpretando bene questa partita complicata quest'oggi a Cagliari, che giunge dopo una lunga trasferta internazionale. Progetto interessante quello della Stella Azzurra, nato qualche anno fa dopo che coach Narcangeli si era regalato assieme ad altri 5-6 amici allenatori un weekend a Berlino. Qui era andato a visitare le strutture dell'Alba a Berlino, le strutture giovanili, ed è lì che è nata l'idea di sviluppare un progetto diverso, Stella Azzurra Basketball Academy, che ha pochi precedenti anche a livello europeo, una scuola, come è stata definita, di alta specializzazione sia cestistica che scolastica, con i giocatori che si allenano nelle strutture di Via Flamini e poi frequentano dei licei di buon prestigio nella capitale. Qualcuno, dopo aver completato le scuole superiori, va addirittura a studiare alla LUIS, impianti di Via Flaminia che sono tappa fissa di tanti scout NCAA. Intanto è ripreso il gioco, allora torniamo a seguire la partita. Baie serve il taglio di Iannelli, linea di fondo, poi il tentativo di scarico sempre per Baie. Villani a recuperare il pallone e a consegnarlo poi a Graviano. Corre dall'altra parte Graviano, la finta di tiro, poi si entra nello schema offensivo con il blocco alto di Vanuzzo. Villani si sposta, vuole probabilmente lavorare per la ricezione in post di Vanuzzo, si va fuori poi da trionfo da 3 punti. Cabriolu sul secondo ferro, il Palapirastu era pronto a esultare, recupera la Stella Azzurra che è già dall'altra parte con Corbinelli. Iannelli con il pallone tra le mani in punta, il consegnato poi ancora per Corbinelli che lavora sul blocco di Baie, mano destra, si butta dentro Corbinelli, la finta, poi riapre, tiro da 3 punti non contestato in questo caso, ma comunque sbagliato da parte di Paul Ebois. Corre Graviano, palla dietro alla schiena, poi in mezzo alle gambe, arriva Trionfo per bloccare il gioco a 2 che non si completa. Vanuzzo è abbastanza arrabbiato con i compagni che non hanno eseguito bene questo schema d'attacco. Il taglio verso il centro di Graviano, palla rubata alle mani di Trionfo. Corbinelli sbaglia il tiro da sotto, c'è il fallo speso in maniera decisa da Villani per evitare un potenziale gioco da 3 punti. Ora si spiegano Villani e Vanuzzo perché qualcosa non ha funzionato evidentemente a dovere nell'ultimo gioco offensivo. E il terzo fallo, intanto, se non abbiamo visto male l'indicazione arbitrale di Villani, mentre esce Trionfo torna Samoggia. Vedremo se riuscirà a trovare ritmo in attacco Giuliano Samoggia nel corso di questa parte finale della partita. Vantaggio Fotodinamico sul 49-48. Corbinelli pareggia i conti però dalla lunetta. Ancora l'ex Castelfiorentino realizza il secondo. Schema a pugno intanto per la Fotodinamico, vantaggio che è tornato tra le mani della Stella Azzurra sul 50-49. Cabriolu contro la difesa di Corbinelli che usa un po' troppo le mani in questo caso per provare a contenere il palleggio del giocatore avversario. Secondo fallo della partita per Giovanni Corbinelli e rimessa in attacco per la Fotodinamico con Graviano in questo momento sul parquet assieme a Villani, Samoggia, Vanuzzo e Cabriolu. Dall'altra parte
ci sono invece Iannelli, Donadio, Corbinelli, Ebois e Baillet. L'uscita di Villani, guarda verso Vanuzzo, va in punta poi da Samoggia, il consegnato per Graviano, oltre l'arco Cabriolu, negata la ricezione a Samoggia, allora va dentro in controtempo, Graviano sfortunato qui sbaglia ma va ad arpionare quel pallone, a tenerlo lì, poi lo riapre per Villani, penetrazione verso il centro, lo scarico per Cabriolu fino in fondo, Luigi Cabriolu, secondo canestro della sua partita, contro sorpasso fotodinamico sul 51-50. Attenzione all'uscita di Corbinelli che aveva piedi a posto anche per prendere il tiro da 3 punti, il lavoro sul blocco di Ebue che poi va a fare a sportellate nel pitturato spingendo anche in maniera rischiosa Samoggia. Corbinelli con il possibile pick and roll che si completa ora con Baillet, il tiro ostruito dalla difesa è sbagliato, buona difesa fotodinamico in quest'ultimo caso, fotodinamico che ha difeso bene il +1, proteste di coach D'Arcangeli verso il signor Berlangeri. Sarà un finale appassionante e intenso, immaginiamo anche dal punto di vista agonistico. Ora aumentano anche i contatti in campo, qui Graviano con Iannelli che a mio giudizio usa un po' troppo le braccia in difesa, sbaglia ancora Graviano in penetrazione e Bue va ad abbracciarlo in maniera poco amichevole, arriva il fischio da parte dell'arbitro per segnalare il fallo ai danni del playmaker classe 1989 della Fotodinamico, quarto fallo della partita di Paul Ebois che lascia spazio nuovamente a Juan Manuel Cáceres, rimessa dal fondo Fotodinamico a 3,55 dalla conclusione della partita. 3 falli di squadra spesi dagli ospiti, uno solo invece dai pirati. Qui Cabriolu rischia di andare a segno con un potenziale gioco da 3 punti, subisce il fallo Andrei Lunetta con 2 tiri liberi. Cabriolu classe 99, come detto questa è la sua terza stagione nelle fila dell'Accademia Basket, in precedenza per lui un'altra esperienza in Serie B con l'Olimpia Cagliari alla stagione 2014-2015 con tra l'altro coach Beppe Caboni in panchina. Ha sbagliato il primo da Cabriolu, il secondo va dentro, +2 Fotodinamico, 52-50. È tornato Panopio intanto, giocatore filippino della Stella Azzurra. Qui non viene tollerata la fisicità in zona difensiva di Cabriolu. L'uscita di Iannelli, poi si arresta per il tiro dalla media distanza, il pallone che viene sputato dal ferro, poi il rimbalzo di Samoggia, Villani è già dall'altra parte, si avvicina Vanuzzo per bloccare, penetrazione di Villani, scarico per Cabriolu, extra pass, Graviano vuole giocare in avvicinamento a canestro e finalmente trova fortuna con il tiro da sotto. 54-50, vantaggio Fotodinamico, time out D'Arcangeli. Riprende il gioco al Palapirastu, attacca la Stella Azzurra, schema pollice basso chiamato dai capitolini che attaccano con Iannelli, passaggio in direzione di Ebois, poi ancora Iannelli dentro da Cáceres in ricezione profonda contro Samoggia, fallo del 21 bianco-blu che è andato così a spendere probabilmente il terzo fallo della sua partita. Attendiamo l'indicazione, esatto, il terzo nella partita di Giuliano Samoggia, rimessa dal fondo per la Stella Azzurra con Panopio, l'uscita di Iannelli attaccato da Samoggia che vuole tenere quella situazione, Cáceres fuori per Baillet, dimenticato dalla difesa, il suo tiro dalla lunga è cortissimo, dimenticato poi a rimbalzo Panopio, attaccato ora da Cabriolu, dietro la schiena Panopio, è pronto il blocco di Cáceres, Graviano prova a mettere una mano sul pallone, trova però evidentemente secondo la lettura arbitrale anche la mano del giocatore avversario, dunque 2 liberi per Juan Manuel Cáceres. 3 minuti al termine di questa partita, la Fotodinamico è avanti di 4 punti, le proteste di Graviano che a suo giudizio aveva trovato solo il pallone, l'errore col primo libero da parte di Cáceres, ricordiamo 69% ai liberi per lui in stagione.
ancora Caceres, ora il pubblico prova un po' a disturbarlo, il secondo va dentro, -3 Stella Azzurra, 54-51, ripreso il gioco con il possesso gestito da Graviano, chiamato lo schema d'attacco da parte del giocatore in canotta numero 4, Samoggia accoppiato con Caceres, attende il movimento di qualcuno dei suoi compagni, arriva a ricevere il pallone Villani, sempre oltre l'arco da Graviano, il pallone lob per Vanuzzo che lavora bene col fisico, sbaglia Cabriolu, a rimbalzo segna Luigi Cabriolu, è il volto migliore della Fotodinamico di questo pomeriggio, non brillantissimo a prescindere da come andrà a evolversi poi nel finale questa partita. +5 per i cagliaritani, il pallone dentro per Caceres, poi servito il taglio di Iannelli, dentro per Baillet, 2 punti ben costruiti qui dalla Stella Azzurra che continua ad attaccare in maniera competente, ripetiamo, con letture puntuali e intelligenti. Sta facendo un buon lavoro anche con questo gruppo coach D'Arcangeli. Intanto Cabriolu lungo la linea di fondo, poi chiamata di palla contesa. E riprende il gioco con Iannelli. Servito Panopio, attaccato da Cabriolo, in punta Caceres. Il blocco di Baillet, lo show ancora di Vanuzzo, poi il pallone dentro, sempre a cercare Baillet, allunga una mano sul pallone. Vanuzzo, fallo speso dal capitano. A 1:41 dal termine, secondo fallo personale per l'ex Dinamo, tra le altre esce Villani, torna Locci. Villani ancora uno dei segreti, a mio giudizio, della rimonta della Fotodinamico in questo ultimo quarto. Baillet con un tiro molto corto che poi danza sul ferro e decide di uscire. Baillet è pronto per seconda esecuzione dalla lunetta. 0-2 per lui. Rimbalzo di Locci, ha alzato dunque il livello dei centimetri nel proprio quintetto coach Caboni. Graviano playmaker, Cabriolu sostanzialmente da guardia, Locci da 3, poi Samoggia da 4, Vanuzzo in posizione di pivot. Tanto spazio per la tripla di Cabriolu, la può mettere, la manda però sul primo ferro. Attacca la Stella Azzurra, intercetta Cabriolu che poi in maniera assolutamente sfortunata in questo caso va a commettere infrazioni di campo, ma era stato ancora una volta bravo, aveva saltato come un grillo per andare a far suo questo pallone. Ottimi segnali ancora e può rilevarsi quasi un nuovo acquisto Cabriolu in questa fase della stagione. Baillet poi per Iannelli, Caceres ora cerca di prendere il centro dell'area contro Samoggia che gli sporca il pallone. Buona giocata difensiva qui da parte di Samoggia, poi va a spendere il fallo deciso. Baillet cerca di trovare il pallone su Graviano, fallo deciso ma ovviamente non può essere in alcun modo considerato antisportivo da parte di Jordan Baillet, quarto della sua partita. Graviano in lunetta, liberi molto pesanti quando siamo entrati nell'ultimo minuto di partita. Sbagliato il primo da parte di Mauro Graviano, dentro invece il secondo per il +4 Fotodinamico, 57-53. Attacca Panopio, Baillet taglia verso canestro, il tiro alzando la parabola è sbagliato, forse un pizzico di frenesia per la Stella Azzurra in questo possesso d'attacco. Graviano allora prova a rispondere, cerca il pallone, Iannelli non lo trova. Graviano è molto bravo qui a nascondergli il pallone, altro fallo deciso da parte della formazione ospite. Ora tornerà Corbinelli per D'Arcangeli, ci saranno ancora liberi per Graviano che ora si lamenta il signor Berlangeri.
Parlano ora anche i due arbitri. C'è qualcosa da correggere nella chiamata, evidentemente. Richiamato Corbinelli. Era entrato in campo in maniera non autorizzata. Allora la formalità viene espletata in questo momento. Graviano, ancora due liberi pesanti, il primo è nuovamente sbagliato. 0-2 stavolta per Graviano, ultimi 36 secondi di partita. Attacca la Stella Azzurra con Panopio, spara da 3 sul tabellone, però Samoggia porta giù il pallone. Poi Graviano andrà verosimilmente a subire un altro fallo, riesce a scaricare poi per Samoggia. Panopio spende il fallo a 21 secondi e 6 decimi dal termine. Samoggia ha l'occasione allora di chiudere i conti. Cifre di Samoggia parlano di 11,2 punti, 4,8 rimbalzi di media, 82% ai liberi, il primo è dentro e anche il secondo, 59-53, più 6 Fotodinamico che riesce a frapporre due possessi pieni di distanza fra sé e gli avversari. Time out da Arcangeli. Ultimi 21 secondi di partita, alla disperata la Stella Azzurra cerca qui Panopio, andrà verosimilmente a prendersi un tiro rapido da 3 punti. Corbinelli però esita ancora, tripla frontale per Donadio, errore, rimbalzo per Graviano, porta giù il pallone. Ultimi 8 secondi, la Stella Azzurra probabilmente non andrà nemmeno più a spendere il fallo. Palla in angolo per Cabriolu, Graviano attacca fino alla fine, cerca il tiro in reverse, sbaglia e allora termina qui. La Fotodinamico batte la Stella Azzurra Roma con il punteggio finale di 59-53. Partita sofferta, ma si tiene stretta i 2 punti. La squadra allenata da coach Beppe Caboni, che ritrova dunque il successo casalingo dopo una lunga astinenza. L'ultimo era stato il successo casalingo contro Costa d'Orlando il 29 ottobre scorso. Interrompe la squadra cagliaritana peraltro una striscia di 4 sconfitte consecutive e ora esultano i pirati in direzione del proprio pubblico. Uno sguardo alle statistiche prima di chiudere la Fotodinamico, che ha avuto in Graviano e Vanuzzo i propri migliori marcatori con 12 punti a testa, anzi aggiornate ora le statistiche. Graviano chiude a quota 15, Vanuzzo a 12, sono gli unici 2 giocatori in doppia cifra per i pirati. Dall'altra parte non sono bastati i 10 di Panopio, autore di una gran prestazione balistica nel corso del terzo quarto. Coach Caboni, si torna a vincere, questa al di là di tutto è la notizia più importante di questo pomeriggio. No, direi di sì, avevamo necessità assoluta di interrompere una striscia che ormai stava diventando troppo lunga, di una striscia negativa, e oggi pur non in una delle nostre migliori prestazioni, ecco, la cosa fondamentale era davvero portare a casa la posta in palio. Approccio alla partita un po' scarico nel primo quarto e anche nel terzo, probabilmente una reazione nervosa, soprattutto vi ha permesso di vincere. Sì, no, senza dubbio, infatti dicevo, la qualità del nostro gioco ho la presunzione di credere che sia migliore in tante altre occasioni, però oggi c'è stato veramente un impatto così nervoso
così più di pancia che di testa, che ci ha davvero permesso di chiudere la partita a nostro vantaggio. Due parole sulla Stella Azzurra, squadra che vi ha saputo mettere in difficoltà giocando a pallacanestro in maniera competente e ordinata. Assolutamente sì, la Stella Azzurra porta avanti un progetto di altissima qualità giovanile. Non dimentichiamo che la maggior parte di questi ragazzi sono del 2000, anche anni successivi, esprimono una qualità veramente, c'è un lavoro dietro che è veramente tangibilissimo, ma da anni così, è veramente grande onore a Germano D'Arcangeli che è il deus ex machina di questo progetto, ma per far questo devi essere contornato veramente da uno staff assolutamente sopra le righe. Adesso si è tornati a vincere, si userà immagino la pausa per ritrovare un gioco migliore. Sì, per ritrovare prima di tutto una serenità che ogni tanto affiora sempre qualche piccolo problema ancora, certo poi per guadagnarci in condizione fisica e tecnica le vacanze servono per questo. È stato probabilmente l'MVP di questa partita Luigi Cabriolu, rientrato dopo una lunga assenza, però tu hai continuato ad allenarti con tanta intensità, oggi si è visto che avevi tantissima voglia di tornare. Sì, hai perfettamente ragione, non vedevo l'ora di rientrare in campo. È stato un periodo molto difficile perché chiaramente ho dovuto recuperare, ho perso la prima parte di precampionato in cui mi dovevo mettere in forma, quindi ero completamente indietro. Piano piano sto cercando di recuperare la miglior forma, ammetto che manca ancora un po' di fiato, un po' di forza e non posso negare che oggi, dopo qualche minuto, ero già in difficoltà, però ho cercato di trovare forze sconosciute per darmi una forza in più, una spinta in più. È andata bene e sono felice anche di aver portato un buon risultato alla squadra. Esatto, parliamo della prestazione di squadra, 2 punti importanti, prestazione non perfetta a livello di squadra, oltre che insomma dal tuo punto di vista sia andato molto bene, la squadra non ha girato benissimo, si prende quello che si può, i 2 punti sono già tanto a questo punto. Guarda, non sono completamente d'accordo perché comunque la nostra metà campo difensiva abbiamo dimostrato aggressività, voglia di lottare, infatti all'intervallo avevamo subito 28 punti, una cosa del genere. Certo, in attacco abbiamo faticato, però chiaramente dando molta energia in difesa può capitare questa situazione in attacco, però l'abbiamo portata a casa. Abbiamo subito 53 punti ed è un ottimo risultato. Adesso l'augurio per il 2018 quale? Si può attaccare questa zona playoff? Spero di sì, io spero di sì, però lotteremo per arrivare a quell'obiettivo, chiaramente sarà difficile. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.